La raccolta della barbabietola si è visto che c'era un calo di produzione di quasi il 70%. Questa immagine racconta meglio di ogni parola cosa significhi cambiamento climatico. A sinistra barbabietole coltivate con il clima attuale, a destra con 2 gradi centigradi in più. Stessa cosa con le patate, che come le bietole sono state coltivate sullo stesso terreno a parità di esposizione solare e irrigazione. Risultati di un test sul clima e agricoltura presentati dalla responsabile del centro di sperimentazione irrigua ai consorzi di bonifica del Veneto nell'incontro organizzato nella sede di Cologna Veneta del LEB che raggruppa gli enti Lessigno, Berico e Euganeo. È un allarme importantissimo avere un dato visivo e pesato a fine stagione ha un effetto anche sulla consapevolezza dei nostri suoli. Suolo veneto sempre più povero di sostanza organica. Le nostre pianure tendenzialmente hanno meno del 2% di carbonio organico, per conformazione ce n'è di più magari sulla montagna o nei territori collinari. Quello che la pianta dovrebbe avere per avere un optimum produttivo senza bisogno di aiuti siamo sul 15-20%. Sostanza organica che trattiene l'acqua, assorbendo e non dilavando piogge improvvise e molto intense, ma anche diventare riserva strategica in caso di siccità prolungata. Se dovessimo usare un bilancino, un 1% in più sono 250 metri cubi d'acqua. Ora è un numero che in annate favorevoli magari è molto poco, però in annate siccitose come il 2022 o un altro risultano nel fatto che si possa fare agricoltura o meno su determinati territori. Dati nelle mani dei consorzi di bonifica per la gestione oculata delle acque con un obiettivo ben preciso. Aiutano i consorzi nella gestione del territorio sia per quanto riguarda la manutenzione sia per quanto riguarda la programmazione e progettazione di nuove opere. L'appello costante e continuo alle risorse. Siamo in una fase di rinnovo regionale e quello che ci aspettiamo dal futuro governo di questa regione è che ci siano più risorse adeguate per i consorzi di bonifica per intervenire appunto sul territorio, che è un territorio, ricordiamolo, fragile, non solo dovuto al cambiamento climatico ma proprio alla conformazione della nostra straordinaria regione.